Sammy. Parapapà. Dalle 14 alle 16. Bidi body, buppaparapà, bidi body, yeppaparapà. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex. Ciao Giovanna! La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Va ora in onda Potere al Popolo. Ma io non voglio togliere il diritto di vivere a ciascuno la propria vita privata come meglio crede. Voglio difendere coloro che non hanno voce per difendersi, ovvero sia i bambini che hanno diritto di avere una mamma e un papà e di essere adottati se ci sono una mamma e un papà e non comprati al supermercato con l'utero in affitto. Perché a me l'idea di utero in affitto fa schifo. Posso dire che a me l'idea della donna in vendita e dell'utero in affitto fa schifo? Non è progresso, è una roba da medioevo. Pomeriggio, Jandar, pomeriggio, Jandar, pomeriggio, Jandar, pomeriggio, a Radio Padania Libera, RPL. Ah guarda, io sono ancora qua che non ci credo, non posso crederci. Guardate chi abbiamo qua di fianco nel pomeriggio gender, Ivan Cardia! Siamo grandi e saremo in molti, e qui Sammy Varin, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. Potere al popolo, pugno alzato, signori, già! Siamo noi, veri comunisti, quelli che vogliono aiutare la gente e non quelli che considerano i cittadini semplicemente dei numeri da spremere, da torturare, dei sudditi, no! Potere al popolo! Siamo grandi e saremo in molti, e qui Sammy Varin, con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. Buon pomeriggio da Sammy Varin, ma avete visto in radiovisione chi ci è venuto a trovare? Che mi sto ancora chiedendo, che cazzo fa qua? Ivan Cardia è lui! Ciao a tutti i radioascoltatori di RPL, dove siamo tutti carichi per domani, tutti pronti. Ho sentito prima già un paio di militanti e devo dire la verità, siamo tutti in forma. Sento un po' di puzza anche da parte tua. Sì, perché noi, sai, non ci facciamo la doccia, noi siamo populisti, Sammy, come dicevi tu. Io l'ho detto, ragazzi, io non mi lavo da una settimana, pensavo di puzzare, ma questa è puzza di Cardia. Anche Ivan Cardia da una settimana non si lava, perché ci laveremo domani tutti insieme. Assolutamente, siamo belli carichi, in forma, informissima, anzi mandiamo già un saluto a tutte le persone sostenitori militanti che si stanno preparando per domani, che verranno da ogni parte del paese, da nord a sud, e li ringraziamo già in anticipo. Minimo, e si faranno un mazzo così, perché sarà una giornata splendida, ma faticosa. Le previsioni stanno migliorando e io ho parlato con gente molto in alto e mi hanno detto che probabilmente potrebbe anche non piovere e aprirsi il cielo. Ma che ci sia il sole o la pioggia, noi saremo lì sotto in tantissimi, sotto al palco e davanti al palco, ad aspettare il grande Matteo. In vista di questi europei, ricordiamolo, Sammy, che faranno la differenza. La Lega, quando io sono venuto qui per la prima volta in radio, era già un'utopia, e non voglio pensare a chi nella Lega ha combattuto da tanti anni, adesso vede questo grande risultato anche in Europa. Sarà un bel traguardo. Il bello deve proprio arrivare ora di fine maggio, esattamente da domenica 26 maggio, quando si andrà a votare. Allora apriamo subito le linee 0266203529. Chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta alle 14:12 può chiamare per parlare con Sammy Varin, con Ivan Cardia. La domanda è questa: cosa urlerete domani pomeriggio
a Milano in Piazza Duomo per la grande manifestazione della Lega. Quando vedrete Matteo Salvini lì sul palco, Matteo, che cosa urlerete? Che slogan urlerete? Quale sarà il motivo forte che vi darà la forza domani di uscire di casa, nonostante magari il maltempo, di dire no, io ci vado in Piazza Duomo a Milano? A parte che ci sono i portici, c'è la galleria, quindi ci si può imboscare anche benino. Io pensavo addirittura di sedermi a uno di quei caffè in galleria, no? E ricevere lì gli ascoltatori di Radio Padania, perché è anche una cosa più bella. Il caffè di Sammy Varin, te lo immagini? Certo, un caffè con è un'idea, teniamola per domani. Ci sta, è un caffè con Sammy Varin, chiaramente pagate voi. Offre Sammy, assolutamente. Sentiamo le voci dei nostri ascoltatori. Pronto? Pronto? Uè. Buongiorno a tutti, sono Tiziano, già l'ho riconosciuto. Allora, tutto bene? Pronti per domani? Ah sì, no, non vedo l'ora, ragazzi. Io mi vesto, non so ancora come mi vesto, perché non ho idea se scroscia l'acqua, se c'è il sole, sarò a strati. Ma chi se ne frega? Assolutamente. Ma chi se ne frega? Senti, cosa urlerai domani? Cosa urlerai domani in Piazza Duomo? Io purtroppo urlerò: calmatevi, perché sarò a fare servizio d'ordine all'interno del palco. Dunque immagino che cercherà di fare il super casino, e mi auguro che l'inno giusto sarà Matteo, che è quello classico, e dovrò urlare calmatevi, perché ce n'è per tutti. Vero, e diciamolo subito, perché ci sono un fracco di persone che vengono anche per incontrare soltanto per un minuto Matteo Salvini. Certamente domani, come ogni volta, ci sarà l'occasione di fare il selfie con Matteo Salvini e di parlarci insieme. Io lo dico sempre, sai Ivan, quanti che mi chiedono: ma Sammy, come si fa ad avere un appuntamento con Salvini? Mi basta un minuto. Io dico: ma non c'è bisogno di appuntamento, vai a un suo qualunque comizio. Anche perché Matteo parla con tutti e incontra tutti, anzi lo vediamo con quanta pazienza, ascolta e si fa soprattutto anche le foto con chi lo desidera in ogni evento, quindi seguite Matteo dalla sua pagina, soprattutto anche Facebook, in cui ci sono i vari eventi. Chiaro. Comunque l'appuntamento più grande è domani, anche per incontrare qui qui di fianco il Sammy Varin, che stava dicendo il sotto Sammy Varin, perché ci sono anche il sottosegretario all'informazione, alla voce libera, Sammy Varin, perché Sammy si batte da anni, come ben sapete, come tutto lo staff di RPL che abbiamo anche qui davanti, oltre la regia, si battono per fare informazione libera. Sì, siamo rimasti davvero l'ultima radio ancora libera. Le vostre voci 0266203529, ma c'è anche Tecla. Ciao Tecla, che ci sta guardando in radiovisione, scriveteci pure lì. Pronto? Uè. Sì, ciao a tutti, sono Ermanno. Ciao Ermanno. La mia gioia, la mia emozione, perché è dall'85 che sono in Lega, a Milano, tessera numero 12, quindi figurati, militante dall'87. E se non erro, Sammy anche dall'87 militante, la tua prima militanza, giusto? Sì, esatto. A Milano. Lui a Milano, io a Monza, sì. È un po' diversa la cosa. Vedi già subito razzista verso i monzesi. Una cosa, l'orgoglio, intanto in veste siciliani nel 1990, io ho raccolto la firma del nostro capitano, e quindi lo conosco da quando avevo 17 anni, quindi pensa, io ho 78 anni e sono felice, sono incazzatissimo con quello là che non voglio definire Di Maio, eccolo, quello là, non lo sopporto più, questo perché dopo tutte le battaglie che abbiamo fatto, tutto quello che ci è capitato, quello che ci hanno fatto, e ancora questo qui ha il coraggio di parlare, di dire delle sciocchezze incredibili contro di noi, perché se colpisce il nostro Matteo, colpisce ciascuno di noi. Quindi per carità, non voglio neanche nominarlo. Domani sarò là felice finalmente, guarda, sono emozionato.
Grazie, Ciao. lo saremo anche noi vedendo la gigantesca famiglia della Lega sempre più numerosa, che arriverà da tutta Italia, ma non soltanto, anche dall'Europa. E avete sentito, ci saranno ospiti dall'Europa assolutamente importanti, la Le Pen, ma quale Le Pen? Quella più grande o quella più piccina? Questo secondo me è una bella domanda. Dobbiamo chiedere a Sofo se porta o no. 0266203529. Dai, come c'è Ivan Cardia, quello di Se voti la Lega, se stai con Salvini, un fracco di belle canzoni che parlano di Lega, di libertà. Tra l'altro, diciamolo, qui a RPL Sammy e tutto il suo staff ha sempre difeso la musica italiana, sempre, che è una cosa secondo noi razionale, di buon senso. E lo stesso onorevole Morelli, Alessandro Morelli, appunto ha presentato a Sanremo la proposta di legge in difesa della musica italiana. Quindi tutto ciò per cui si è battuto Sammy insieme alla radio e tanti altri, anche dal punto di vista musicale, diciamo adesso sta passando dalle parole ai fatti, perché noi lo facciamo ciò che diciamo. Sammy ha sempre detto nel suo programma Musica Indipendente, dove ha trasmesso pezzi di ragazzi che nessuno conosceva, che magari le grandi radio neanche ascoltavano o ricevevano. Sammy ha avuto questo coraggio e oggi forse può diventare anche una proposta di una legge. E questo è bellissimo. Non dirò mai abbastanza grazie ad Alessandro Morelli, ma anche a Ivan Cardia e a tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati per la musica indipendente. È chiaro, le vostre proteste, le proteste anche di voi artisti, di voi cantanti che ho intervistato in questi anni, sono diventate proposte di legge per far sì che le radio trasmettano più musica italiana, soprattutto quella indipendente, quella slegata ai grossi e grassi affari imprenditoriali, a volte anche degli amici di Claudio Baglioni, ma mica sempre. Chi c'è in diretta? 0266203529, pronto? Sono io, Sammy. Sono Erminia di Vigevano. Carissima. Ascolta, io volevo dire grazie a voi invece e un abbraccio grande a Ivan Gardi. Grazie mille, grazie di quello che fai. Guarda, anch'io sono non militante, ma dall'85 sono in Lega. E tu sei di più, sei più che militante. Non posso venire domani perché non sono conciata bene, però abbraccio tutti voi. Grazie. E vi ringrazio di quello che fate. È il bello della Lega. Io quando sono entrato in Lega, la mia tessera, adesso sono militante a Pisa e con tutto il gruppo di Pisa e toscani, sembrava un'utopia lì già nel 2014-15, quindi sono entrato in punta dei piedi nel rispetto di chi nella Lega ha combattuto già come Sammy. La prima militanza nell'87, c'è tanto di cappello. Sì, però non è che è entrato in punta di piedi, è entrato con la chitarra cantando "Se stai con Salvini, e distribuendo i suoi CD, quindi col cacchio in punta di piedi. Ha fatto un casino della miseria che a un certo punto è arrivata la Ceccardi e gli ha detto tieni la tessera, basta che non canti più. Tieni. È vero, ci siamo messi contro tutti i ben pensanti e i buonisti, no? Perché sai quante radio ci hanno, anzi mi hanno mazzolato per questo, ma chi se ne frega, dire le proprie idee in musica. Ma qualcuna ti fa anche entrare. Come si chiama la radio dove spesso e volentieri ti ospitano? Allora, adesso stiamo trasmettendo un programma da Terni su Radio Galileo, un programma naturalmente. E che salutiamo, Radio Galileo. Ma lo sanno i 5 Stelle di questo? Ma i 5 Stelle non lo sanno, diciamo. Quindi, non è vero niente. Però salutiamo le radio coraggiose che ospitano chi coraggiosamente canta, trasmette emozioni. Poi noi parliamo delle canzoni che Ivan Cardia ha dedicato a Matteo Salvini, alla Lega, a noi di Radio Padania, ma ha fatto dei pezzoni pazzeschi. Dovete girare su YouTube, cercare Ivan Cardia e capite anche, scoprite la parte più importante di Ivan Cardia, quella insomma che lo ha fatto conoscere anche a personaggi assolutamente di primissimo piano nell'agone musicale italiano. Che i pranzi e le scene della Lega sono stato un momento in cui la radio è sempre uscita fuori dallo studio e è andata nei territori tra la gente, quindi se tu oggi hai questo grande bacino di signori e signore, soprattutto quello che mi colpisce è la gente anziana, no? Un po' più sola, un po' più abbandonata, che spesso ti ringrazia per la compagnia che tu gli fai con la radio.
Ecco, questo è bellissimo, secondo me, Sammy. È il messaggio e il premio per tutto ciò che avete sempre fatto. Poi magari arrivano anche altri premi, perché giustamente durante le feste della Lega, durante i comizi di Matteo Salvini, la Lega è anche un animale sociale. Si conoscono amici, amiche e si fanno... soprattutto mandiamo un saluto anche a Mustafa, no? Il nostro amico arabo, giusto ultimamente lui, che ci ha mandato dei messaggi non molto carini ultimamente. Cioè è tornato quello che era. Non so perché, forse si è sentito abbandonato. No, semplicemente ha visto come si stanno mettendo le elezioni, no? Ha visto le proiezioni e quello che sta per accadere e probabilmente mette le mani avanti. No, ce ne sono parecchi di amici migranti, immigrati. Perché Sammy sul suo WhatsApp dovete sapere che il 3/4 della rubrica sono migranti che gli intasano con messaggini molto carini. Allora vi faccio sentire Mustafa, l'ultimo messaggio che mi ha spedito proprio ieri dopo che ho inviato, se siete nella mia mailing list avete ricevuto la locandina che pubblicizza la manifestazione federale di domani sabato pomeriggio a Milano in Piazza Duomo, con scritto manifestazione federale, la Lega è sotto attacco, ti aspettiamo, Milano, Piazza Duomo, sabato ore 15. Beh, sentite cosa mi ha risposto Mustafa, ma soprattutto mi ha fatto dei complimenti bellissimi Mustafa che non mi merito, e ne ha fatti un po' meno al nostro capitano Matteo Salvini, ma noi giustamente non abbiamo censura, trasmettiamo tutto. Sentite. Che bel posto hai fatto, tu sei bello, ma quel Salvini brutto come il colera, Dio, guarda che sorriso, Dio, da ipocrita. Cioè ragazzi, Mustafa, ma fammelo risentire perché è innamorato di me Mustafa, senti. Che bel posto hai fatto, tu sei bello. Ma quel Salvini brutto, Dio. Cioè, Salvini è brutto e Sammy Varin è bello, ma capisci? È il complimento più bello che io abbia mai ricevuto in tutta la mia vita. Mustafa, diciamo grazie. Ma neanche mia moglie mi fa dei complimenti del genere, veramente. Mustafa, ti amo anch'io. Diciamo che se c'è il plauso che bisogna fare a Sammy è che comunque siamo riusciti a instaurare comunque noi un dialogo. Noi ci abbiamo provato a dialogare con questa gente. Con molti ci spieghiamo bene e anche loro capiscono, lo diciamo. Esatto. Non tutti votano Lega, ma molti sono venuti a Pontida, qui a Radio Padania. Sì. E negli hanno eventi capito. di Matteo Salvini trovavamo tanta gente straniera che la pensava giustamente come noi. Hanno capito che non ce l'abbiamo con gli stranieri, con gli immigrati o con chi ha la pelle nera o gialla o blu, semplicemente vogliamo far rispettare le regole, le leggi, e molti di questi immigrati poi sono entrati in Lega. Non voglio ricordare il nostro amico Ayman che abbiamo sentito l'altro giorno, che a Saronno è entrato addirittura in consiglio comunale. Sì. Penso un po'. Ebbene sì, e quindi avanti tutta così. Poi Mustafa, ci dispiace, sappiamo che sarà una battaglia perenne con Mustafa, ma caro ascoltatore di RPL, perché lui il pomeriggio, quando porta i blocchetti, fa il muratore, no? Porta i blocchetti da una parte all'altra, nel suo camion ascolta Sammy Varin e si incazza tantissimo. Lo tengo sveglio così facendo. Un po' di saluti a chi ci guarda in radiovisione. Guarda qua, c'è Fiorucci Aurelio, domani ciao da Gubbio, tutti a Milano. C'è Luciano Comastri, Mustafa Culattone, non è vero, ma siamo amati. Mustafa anzi è uno di quelli che ce l'ha, e questo è sbagliato, proprio con chi ha altri gusti sessuali. No, ci mancherebbe altro, ragazzi. Ognuno fa quello che gli pare nel suo letto e Mustafa, fatti gli affari tuoi. Poi saluto Luciano Comastri, Vita, Miki, Stefano Steo, Fiorucci di nuovo già salutato, Anna, Mirko Giaffreda, ti aspettiamo Mirko, ciao, Anna Maria, Dario, eccetera eccetera. Allora, il bello è il clima che si trova andando nei mercati. Io stamattina per esempio sono andato a dare una mano a Gratosoglio, al mercato di Gratosoglio, dove c'erano molti stranieri e molte situazioni non tanto belle, abusivi, eccetera eccetera. Gratosoglio, ragazzi. Ma la Lega sta combattendo anche per questo. È stato trovare gente di ogni tipo che comunque diceva: io non ho mai votato Lega, però questa volta voterò Lega. E quindi abbiamo spiegato come funzionano le europee, la scheda, appunto le preferenze. Però è un sentore questo, è un sentore, perché secondo me il 27 di maggio potremmo avere una sorpresa molto molto eclatante in positivo.
magari i sondaggi non ci arrivano, però il sentore da parte della gente è questo, che il 27 potremo fare un grande risultato. Dipende da tutti voi. Se ognuno di voi a 10 persone almeno dice come si vota per la Lega e come funziona appunto il voto europeo, 10 persone a testa possiamo davvero fare la differenza. Io sono di Belgio e sono per Salvini, Anna Maria Frangiamone. Certo, anche gli italiani all'estero possono votare, mi raccomando, andate a rompere le balle al vostro consolato, perché sappiamo che le schede non sono arrivate ancora in molte zone, dovete essere attivi, ragazzi, attivi e battaglieri. Tra poco riapriamo le linee allo 0266203529. Che cosa urlerete domani pomeriggio in Piazza Duomo a Milano alla manifestazione della Lega con Matteo Salvini? E se non riuscite a venire, che cosa urlerete davanti alla televisione? Perché ci sarà chiaramente Rai News, Sky TG24, non so se anche la 7 con Mentana, adesso non vorrei esagerare, a fare la diretta. Cosa urlerete davanti alla TV quando vi farà vedere soltanto 35 secondi di comizio di Matteo Salvini? Bella domanda, ci sentiamo tra pochissimo. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Polenta e Rock, ogni domenica dalle ore 23 con il mic e il Pivi, solo su RPL Rock and Roll col CH. Che sto facendo? Ivan Cardia mi fa le foto nelle posizioni più strane, ma non sono un fotomodello, io sono un comunicatore, io sono una ruffa popolo, io sono colui che ogni giorno dalle 14 alle 16, sì, faccio anche questo, trasmetto musica indipendente, quella cantata con il cuore e non per il portafoglio. Esatto, non soltanto per fare soldi. Ogni mezz'ora qui su RPL va un artista indipendente e tra 5 minuti a questo gli telefoniamo anche. Lui è di Catanzaro Lido, si chiama Nicolò Fulciniti e il pezzo, sentite un po' com'è bello e giovane, si intitola Resta ancora un po'.
È quello che diremo domani pomeriggio a Matteo Salvini, ora delle 8 di sera, quando avrà finito di fare tutti i selfie, no? Diremo, ma resta ancora un po', e lui ci farà, basta così. Scherzi a parte, domani chiaramente non ve ne andate da Piazza Duomo finché non avrete fatto il selfie con Matteo Salvini, e mentre fate il selfie con Matteo Salvini gli potete parlare, gli potete dire quelle cose che magari non siete riusciti a dirgli perché non c'è mai tempo di incontrarlo. Approfittate di quei 40 secondi per fare il selfie. Lo dico a tutti voi che mi scrivete in centinaia: come posso incontrare Matteo Salvini, un appuntamento con Matteo Salvini. Non c'è niente di meglio che partecipare agli eventi con Matteo Salvini, le tantissime feste della Lega sul territorio, ma visto che siamo a 2 passi dalle elezioni, i tanti comizi che il capitano fa in giro per l'Italia. Approfittate di quei 40 secondi del selfie per parlargli. Ma adesso approfittiamo di questa bella canzone che abbiamo sentito, Resta ancora un po', di Nicolò Fulciniti, per salutarlo. Ciao Nicolò! Buongiorno, ciao, grazie. Ma che, grazie a te, Grazie mille. è un piacerone. Allora, da dove esattamente arrivi, Nicolò? Io sono di Catanzaro, dell'estrema punta dell'Italia, della Calabria. Grande, grande, grande. Senti, come mai questa scelta, decisione di cominciare a cantare, e come hai fatto soprattutto a arrivare a un singolo ufficiale? Perché sai, ci sono moltissimi giovani, e tu giovane lo sei, mi pare. Quanti anni hai? Sì. Ho 18 anni. 18 anni! Ivan Cardia, cosa facevi tu a 18 anni? Meglio non dirlo, lasciamo stare. Però complimenti sia per la giovane età, per questa creatività. Stavamo ascoltando la canzone e ci è piaciuta molto. Grazie. Come sei arrivato? Come sei arrivato a questo singolo allora, ufficiale? Ho iniziato da piccolo, da molto piccolo, a suonare la chitarra, che era uno strumento che mi stimolava tantissimo, e l'ho iniziato a suonare per esigenza di accompagnarmi con la voce. Poi crescendo ho capito che non era solo un gioco la chitarra, ma che era qualcosa di più, e quindi ho iniziato anche a fare delle lezioni di canto, ho iniziato a fare delle lezioni di pianoforte e rendermi conto che era davvero una cosa che mi piaceva fare, quindi una passione vera, non solo un hobby o un passatempo che avevo da piccolino. E quindi da qui ho iniziato a fare dei concorsi vari, sia a livello regionale, qualcuno più importante. Ho iniziato questa collaborazione con la Beat Casting, che è la mia agenzia, e da qui abbiamo trovato questo produttore che si chiama Ezio, e io ho portato la mia canzone che ho scritto io, quindi sicuramente magari è un po' acerba, ha dei difetti, perché è una canzone che ho scritto da 17 anni, quindi è normale che è sincera, non possa essere perfette. È sincera, l'ho scritta a chitarra e voce nella mia cameretta un pomeriggio, quindi è nata così, molto, molto istintiva. Bello. E poi nulla, sono riuscita a farla pubblicare, l'abbiamo riarrangiata con Cepalotti, l'arrangiatore, e sono molto contento anche di stare qui con voi. È la mia prima intervista, quindi sono anche un po' emozionato. Che onore. Vedi Ivan, abbiamo battezzato un altro artista. Io ne ho battezzati tantissimi, però capisci Ivan come l'esigenza di comunicare attraverso la musica è davvero forte. Ma la musica è una rivoluzione, l'abbiamo sempre detto noi, no? La musica è quella che non ha prezzo, e quindi o ne mastichi, o hai davvero questa grinta, questa voglia di comunicare, oppure non arrivi. Insomma, le grandi e grosse radio pensano di inculcare la loro musica ai giovani, ma è solo roba di pochi mesi quando vediamo quelle hit. Le belle canzoni sono quelle invece, quelle che valorizza Sammy, perché sono quelle degli artisti veri, non costruite, quelle spontanee. E ti stanno arrivando i complimenti, c'è Michele Guerrieri che ti saluta, anche lui è della tua zona e sta ascoltando Radio Padania. Grazie. Allora diciamo bene, dove si può trovare la musica di Nicolò Fulciniti? Si può già scaricare dagli store digitali, si trova su YouTube, come si fa? È su tutti i digital store, quindi quelli più importanti e quelli anche meno importanti, quindi oltre che YouTube c'è Apple Music, Spotify, che ormai fanno tantissimo, vanno più della discografia del disco di fisico ormai, cioè sarà questo il futuro, quindi tutti gli store digitali, qualunque tipo di store, Team Music, Deezer, su tutti quanti, e ovviamente sui miei social, anche dove io carico tutto quello che faccio, tutta la musica, quando sono in studio, quando sono in sala prove, mi diverto anche così con le persone che hanno voglia di seguirmi, perché alla fine
Faccio musica perché mi diverte, non perché è una cosa che mi piace e che ho dentro, non per arrivare chissà dove o per avere successo. Quello arriva se hai davvero passione, non se tu punti e parti con quell'ambizione. La mia ambizione è divertirmi e far divertire le altre persone. Ed è questo, penso, sia la base per poter iniziare a fare qualcosa di serio. Lo penso anch'io. Bravo Nicolò Fulciniti, buon lavoro Nicolò, ti aspettiamo a Milano quando passi, Grazie mille, verrò Ciao. assolutamente. Ciao Nicolò. Ciao. Grazie, siete stati super gentili, grazie. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Cosa c'hai da dire? Ah, devo raccontare questa cosa qua, che sei andato dai cinesi a tagliarti i capelli? Non è vero, non andrei mai dai cinesi. Non è vero, c'è la ricevuta in tasca, ragazzi. È andato semplicemente perché ha sbagliato negozio. Cioè Ivan Cardia è così affascinato dalla splendida città di Milano che va in giro come un ubriaco. Devo tagliarmi i capelli. È entrato, diceva parrucchiere, entriamo dal parrucchiere, facciamoci sto taglio di Smentisco, guardate, è l'avvocato del diavolo. La porta si è chiusa e si è guardato intorno, erano tutti cinesi. Ma forse si sta sbagliando con Colombo, no? E a quel punto che faceva? Usciva, i cinesi gli correvano dietro con martello e scalpello. Guardate che bello che è. Guardate che taglio fatto da italiani. Ma erano italiani, cinesi guardate. che votano Salvini, chiaramente. Cioè tu prima di farti tagliare un capello gli hai cantato "se voti la Lega, soltanto la Lega". Avevo sotto la t-shirt con scritto 18 maggio tutti in Piazza Duomo. Bravo. No, a parte scherzi, no, Non solo negozi e attività italiane. Appunto, per cui è da 6 mesi che non si taglia i capelli. Perché È non se andato ne anche trovano lui più. al negozio cinese a farsi i capelli. No, io mi faccio qua sotto i peli, sotto le ascelle, che sono veramente lunghi, inizio a somigliare a Tarzan, ma capitemi, è la peluria populista, quella che non ho in testa o nel resto del corpo. È così che si fa. Senti, salutiamo il senatore Pillon, Come no? Dai, lo abbiamo in linea. Simone Pillon, ciao! Ciao Simone! L'abbiamo in Grazie linea. a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di tutto, senti, oggi di appelli ne dobbiamo fare non uno ma due, perché domani, sabato 18 maggio, c'è la grandissima manifestazione della Lega con Matteo Salvini, con i movimenti populisti europei a Milano in Piazza Duomo. E questo chiaramente è il top, e chi riesce a venire a Milano è la fine del mondo, perché saremo in tantissimi. Vedere Piazza Duomo piena poi, ragazzi, è una goduria, ve l'assicuro. Però Simone, chi non riesce a venire a Milano perché ci sta ascoltando dall'altra parte d'Italia ed è magari in zona Roma, c'è un altro appuntamento che sinceramente io sto pubblicizzando per fare informazione, perché penso che sia giusto, visto che sta calando una coltre di censura su determinate cose, che è la Marcia della Vita, domani a Roma, giusto? Assolutamente sì, domani tra l'altro purtroppo sono in contemporanea come orario, perché altrimenti io mi sarei smezzato e sarei andato metà di qua e metà di là, e invece sono proprio in perfetta contemporanea, quindi bisogna fare una scelta, ma chi è nella possibilità di venire a Milano venga, perché sarà una storia veramente epocale. Dobbiamo cambiare questa Europa, dobbiamo ridare un'anima a questa Europa che è diventata l'Europa delle banche, l'Europa delle lobby. Noi vogliamo che torni a essere l'Europa dei popoli, l'Europa della famiglia, l'Europa delle persone. Dobbiamo rimettere al centro. E dall'altra parte a Roma, quindi chiunque invece sia
Italia non riesca proprio a venire a Milano, domani a Roma ci sarà un'altra di quelle meravigliose marce per la vita che ormai da decenni anche nel nostro paese ci ricordano ogni anno che ogni bambino che nasce è una pietra preziosa nel nostro paese, è un investimento sul nostro futuro, è una speranza per il nostro domani. Quindi davvero un sabato molto interessante sarà domani, quindi avremo 2 eventi, uno più bello dell'altro, davvero. Sì, naturalmente facendola in barba a chi ci considera medioevali. Hai sentito anche la storia del candidato sindaco a Cagliari, gli hanno tolto il simbolo del Movimento 5 Stelle perché ha idee medioevali. Cioè, ma guarda, su sta roba stiamo veramente, io per carità, entro in punta di piedi in casa d'altri, per carità, ogni partito fa le sue scelte, però non ho capito come mai, semplicemente esprimendo quello che è un legittimo diritto di libertà di pensiero, che tra l'altro è in perfetta linea con il magistero della Chiesa Cattolica, perché non dimentichiamoci che Papa Francesco non parla solo di migranti. Quando Papa Francesco parla di difesa della vita nascente usa parole durissime contro l'aborto, parole durissime. Allora uno semplicemente esprime il suo pensiero pro-laico, oltretutto con garbo, e viene immediatamente aggredito. Fa niente se poi invece qualcun altro che fa politica si prende un figlio in affitto, con un utero in affitto, si compra il bambino e tanti saluti e grazie, no? Cioè 2 pezzi che secondo me dovremmo forse tornare un attimo a rivedere. Quindi, detto questo, il fatto di essere apostrofati come medievali perché siamo a difesa della vita è qualcosa che ci riempie il cuore di gioia. Noi difendiamo la vita, crediamo che ogni bambino che viene al mondo sia una notizia eccezionale, sia una splendida notizia, e crediamo che accanto a ogni mamma che è in difficoltà lo Stato, le persone debbano farsi vicine, perché ogni mamma che è in difficoltà nella gravidanza va aiutata, va sostenuta. Bisogna mettere lì tante risorse, non solo economiche, ma anche di impegno, di attenzione, risorse di compartecipazione, di vicinanza, di amicizia. Dobbiamo mettere nuovamente la persona, la famiglia, la vita al centro del nostro agire. Togliamo per piacere i cellulari, le banche, le lobby, eccetera, e mettiamoci le persone. Dai, abbiamo qualche minuto con il senatore Simone Pilloni, il più veloce entra in diretta. Chiamate 0266 203529, 0266 203529, oppure tramite WhatsApp 346 642 7756, 346 642 7756. Vediamo se c'è già qualcuno in linea. Pronto? Pronto, c'è Andrea da Torino. Oi Andrea. Ciao. Allora vi do una notizia che probabilmente non andrebbe data. Siccome non si possono divulgare i sondaggi, io sono andato a guardarmi le quote dei bookmaker inglesi, dove si può scommettere anche sulla politica. Furbacchione. Dico solo una cosa, che brividi. Bene, abbiamo capito tutto. Un'altra chiamata 0266 203529. Pronto? Pronto? Ciao. Io vorrei possibilmente indirizzarmi al senatore Pillon. Chi sente? Se c'è? C'è. Prego, parli pure. Io sono veneta e ammiro molto il suo atteggiamento, che non è molto facile in questo tempo. Vorrei chiedere se possibilmente per tutte quelle mamme che vorrebbero anche stare a casa, non solo del lavoro, e di poterle aiutare, perché c'è anche un più grande lavoro del mondo, è quello di poter stare a casa e allevare dei cittadini sani, perché gli asili, mettere le camere di sorveglianza non è abbastanza. Un bambino va tenuto, cresciuto, possibilmente, chi ha possibilità, anche con sacrificio, con le mamme. Questi sono il modo di tirare su bravi cittadini e anche che hanno una giusta affettività, perché non si può sostituire le mamme. Questo glielo dico io di esperienza. Io ho rinunciato, cioè insegnavo e dopo l'ho ripresa quando erano grandi e cresciuti, però l'ho fatto volentieri e non mi pento di questo, perché anche loro a loro volta hanno fatto questo piccolo sacrificio all'inizio, però paga,
perché la coscienza anche di un bambino va formata rettamente. Grazie cara, c'è un altro intervento allo 0266203529, abbiamo al telefono il senatore Simone Pillon. Sì, proprio quello del DDL sulla riforma del diritto di famiglia, proprio quello bacchettone che crede nella famiglia con la F maiuscola, proprio quello preso per il culo da Crozza, che ultimamente si dimentica un po' di te, Pillon, sono preoccupato, ma sentiamo qualche telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono Paola da Cagliari. Ehi là! Sono un po' emozionata, è la prima volta che chiamo. Che onore. Comunque io telefono proprio perché per l'espulsione del candidato sindaco del 5 Stelle a Cagliari, che l'hanno sconfessato in 48 ore perché è un medico chirurgo anti-aborto. E questa è la mentalità dei 5 Stelle, purtroppo. Dici di sì, cioè questi ce l'hanno proprio con chi crede nella famiglia, con chi crede nella vita. Che ha anche un suo pensiero, libero di pensare come appunto la sua coscienza, non seguire per forza il politicamente corretto. E sono un po' spaventata perché magari questi voti andranno al PD e non al candidato di centrodestra. Insomma, perché spero di no, che uno ci pensi un attimo e chissà mai che magari passano da questa parte al candidato del centrodestra a Cagliari. C'è ancora qualcuno in linea? 0266203529. Chiaro che io personalmente vi dico il mio parere, in ogni movimento, in ogni partito ci sono varie anime, signori, cioè non ci vedo niente di male, ci si parla all'interno dei partiti. Poi chiaro c'è una linea che prevale, ma ci si può parlare, ragazzi miei, e magari anche volendo prima di candidarsi, ecco, ma questo tra i 5 Stelle ci si parla poco, nel senso che lì si chatta soltanto, raramente vedete in giro candidati dei 5 Stelle, o se li vedete non li riconoscete, vi dite ma chi è quelli della Lega invece sono sempre perennemente in mezzo alla gente, perché la politica non è parlare, è ascoltare la gente, poi si parla, ma prima bisogna ascoltare. Ancora una chiamata, poi lasciamo rispondere Pillon. Pronto? Sì, ciao Sammy, volevo salutare Simone e chiedergli se ci sono dei margini di trattativa con la Meloni e magari anche Adinolfi, è un nome che faccio io casualmente perché ritengo uno tra i migliori per quanto riguarda appunto i temi etici, e far saltare questa benedetta alleanza con i 5 Stelle. Ciao. Vai Simone, a te la parola. Ma intanto ringrazio tutte le domande che mi sono state fatte e dunque parto dalla prima questione, cioè quella che riguarda l'importanza della figura materna e della figura paterna per il figlio. Noi siamo assolutamente per la parità genitoriale e oggi c'è uno sbilanciamento chiarissimo che spinge la figura paterna fuori dalla porta quando soprattutto c'è una separazione o un divorzio, e dall'altra parte si ha una situazione in cui poi tutti gli oneri ricadono sulla madre. Questo non va bene per il bambino, quindi noi lavoriamo per dare pieno equilibrio alla coppia genitoriale, questo è per rassicurare, ma anche, come ha detto correttamente l'ascoltatrice dal Veneto, per restituire ai genitori il loro pieno diritto di educazione. Oggi c'è qualcuno che dice ma togliamo la famiglia, facciamo educare i figli dalla scuola. No, i figli devono essere educati dai loro genitori, niente deve passare che i genitori non abbiano approvato, che non abbiano condiviso, cosa che invece si sta tentando di fare anche con l'indottrinamento gender e con tante altre modalità. Non so se avete notato che ci sono i cartoni animati, ultimamente me lo faceva vedere mia figlia che ha 13 anni, sono cartoni animati in cui costantemente il mondo positivo è quello dei bambini e gli adulti sono sempre rappresentati come o degli ignavi, o gente che non c'ha voglia di far niente, o cattivi, o che ce l'hanno, cioè tutta questa continua denigrazione delle figure genitoriali non passa solo, non pensiate, dal gender, passa anche da una
martellante propaganda, per cui alla fine i bambini sono educati dalla TV o dai media a non fidarsi più di mamma e papà. Questa sarebbe la cosa peggiore alla quale possiamo andare incontro, quindi stiamo molto attenti su queste dinamiche e ci teniamo assolutamente a proteggere i nostri bambini da questi rischi. Poi per quanto riguarda le alleanze politiche, quelle cose lì, guarda, io lascio fare a chi sa fare molto meglio di me, che è il nostro segretario federale, che è bravissimo, e su questo non metto becco e non metto bocca. Devo dire una cosa, perché per onestà intellettuale la devo dire, con i colleghi in Commissione Giustizia i colleghi del 5 Stelle in Commissione Giustizia stiamo lavorando bene, lo devo dire pubblicamente, perché è vero, stiamo lavorando bene, troviamo equilibrio, troviamo momenti anche di confronto, anche vero, anche sereno, ma deciso, e poi troviamo una quadratura. La stessa cosa sta verificandosi attorno alla riforma del diritto di famiglia. Al di là delle sparate sui giornali, troveremo un equilibrio e troveremo un bilanciamento in modo da migliorare i testi delle norme che stiamo esaminando, ma poi approvarli e dare risposte ai papà che mi stanno chiamando da tutta Italia, e alle mamme e ai figli soprattutto, chiedendo quando approvate questa riforma. Ma non è l'unica che abbiamo in cantiere, abbiamo anche altre, perché le risposte da dare, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia, sono tantissime, e dobbiamo fare questa rivoluzione del buonsenso. Matteo lo dice benissimo, dobbiamo ridare un'anima a questa Europa, mettendo al centro la famiglia. Per mettere al centro la famiglia bisogna ritoccare un po' di cosette qua e un po' di cosette là, però lo stiamo portando a termine. Questo penso risponda un po' a tutti gli ascoltatori. Poi dimmi te, Sammy, se devo aggiungere altro o se siamo arrivati. Sei stato chiarissimo, Simone, e chiaramente ci saranno tanti papà e tante mamme domani pomeriggio a partire dalle 15, ma noi saremo già in piazza dopo mezzogiorno, in Piazza Duomo a Milano, a urlare vai Matteo, vai Salvini, e naturalmente vai a ognuno di voi, senatori, deputati, candidati, chi in Europa, chi nelle importanti città italiane, chi nei piccoli comuni, chi semplicemente a consigliere comunale, chi ci mette la faccia, e oggi davvero metterci la faccia ci vuole un coraggio da leoni. Grazie Simone Pillon, buon lavoro! Grazie, in bocca al lupo a tutti i nostri candidati, siete meravigliosi, facciamo questa rivoluzione dal basso. Ciao Simone. Devo dire che Simone Pillon è uno di quei pochi che si sta battendo veramente con fermezza, anche perché bisogna... E gliene hanno dette di tutti i colori. Dei pochi intendo... C'è peggio che a Fontana, secondo me. Tra lui e Fontana non so chi fa la gara e chi ne ha beccate di più. Però lui veramente dalla mattina alla sera difende la famiglia. Io rabbrividisco quando sento discorsi come utero in affitto o aborto, o come chi prende alla leggera questi temi che invece sono temi fondamentali. Tu prima dicevi c'è chi ci crede, chi non ci crede. Non è un fatto di credere, c'è un fatto naturale che è diverso. Qui stanno scompigliando e vogliono intaccare la natura, cioè l'ordine e le leggi della natura. Quindi stiamo parlando di una follia, specialmente molte lobby che su questo puntano per fare economia. Quindi grazie davvero a Simone e chi come lui ogni giorno si batte per questo. Io rabbrividisco quando c'è la censura, ecco, che mi fa arrabbiare è che c'è una gigantesca censura, cioè se non la pensi come queste lobby mondialiste sei fuori posto, sei fuori moda, perché... sei fuori tempo, sì. E ti spengono, ti abbassano il volume. Vedete Radio Padania come cercano in ogni modo, li salutiamo e li baciamo, gli amici dei 5 Stelle sono invidiosi, noi ci abbiamo la radio, loro no, cercano di spegnerci aggrappandosi alle cose più pazzesche, che poi è un attacco indiretto a Matteo Salvini nei suoi affetti più cari, perché Matteo Salvini è nato politicamente a questo microfono di Radio Padania. Ecco, io sono contro la censura, penso che sia importante fare informazione anche sull'aborto, signori, non pensate che io sia anti-abortista, no, bisogna mettere al mondo, no, io sono per l'informazione. Una donna deve sapere che abortire non è usare un anticoncezionale, deve sapere che cosa significa psicologicamente e fisicamente un aborto, deve sapere che ci sono alternative, e tutto questo in questi anni non è mai stato raccontato alla donna. Ciao Ruspa, come butta?
Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla Strada della Libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno 1 centimetro alla volta. In questa squadra si combatte per 1 centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per 1 centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per 1 centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa in ogni scontro. È colui il quale è disposto a morire che guadagnerà 1 centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. Che facciamo? Combattiamo. Radio Padania Libera. E tu da che parte stai? Pomeriggio gender, a Happy pomeriggio gender, Radio Padania Libera. Avete capito bene, il pomeriggio gender ogni venerdì con Potere al Popolo, Sammy Varin e tanti ospiti, ma soprattutto le vostre voci senza filtri né censure allo 0266203529, qualunque sia l'argomento che vi colpisce. Tra poco torneremo a parlare di benpensanti che ci vogliono zittire solo perché pensiamo che l'utero in affitto sia una carognata, ma prima una canzone che ci fa sognare. L'ho intervistata l'altro giorno. È un pezzo veramente bello, l'ultimo di Charlotte Ferradini, mitica figlia del mitico padre Marco Ferradini. Si intitola Arcobaleno. Perdonami, perdonami, e perdonandomi perdonati.
Perdonami, perdonami, e perdonandomi perdonati. La figlia di Marco Ferradini, quello che ha cantato Teorema, Lupo Solitario DJ, Schiavo senza catene, Del mio cuore, te lo ricordi? Dai, bellissime canzoni, il grandissimo Ferradini. Beh, la figlia ha cominciato a cantare umilmente e ha fatto questo pezzo intitolato Arcobaleno. Sai perché mi piace? Perché nel ritornello dice perdonami, perdonami, cioè che è un po' quello che dovremmo fare noi oggigiorno se incontrassimo il giornalista professionista, of course, di Repubblica, che ha messo in prima pagina il titolone Legnati a Legnano. Che ridere! Legnati a Legnano, che ci vuole anche una bella bravura, una bella fantasia, perché lo sapete, ci sono stati arresti a Legnano, il sindaco che poi conosciamo personalmente, una bravissima persona, e vabbè, Legnati a Legnano, arrestano per corruzione il sindaco della cittadina, simbolo della Lega, i 5 Stelle attacca gli alleati, dovete cacciare i corrotti. Invece i suoi con l'avviso di garanzia, la Raggi ha mica un avviso di garanzia, l'Appendino non c'ha mica avviso di garanzia, ma perché questi possono fare il cazzo che vogliono e noi dobbiamo prenderci anche dei corrotti e dei ladri?
c'è qualcosa che non funziona e dovete aspettare ancora qualche giorno. Aspettiamo domenica 26 maggio, anzi aspettiamo lunedì quando escono i risultati elettorali. Mario Nobile che vive in Germania, non gli è arrivata ancora la cartella per votare. Mario, ne parlavo prima, rompi le balle al tuo consolato perché arriveranno certamente, però non vorremmo che arrivassero lunedì 27 maggio. Vediamo che succede dopo le elezioni. Se veramente, come dicono i bookmakers, avete sentito prima un ascoltatore che giustamente in Inghilterra ci sono le scommesse su questo fronte, vediamo chi vince e pare che ci sarà una roba pazzesca che ci farà molto contenti a noi populisti, sovranisti, ma anche indipendentisti. Già, vogliamo un po' di indipendenza, vogliamo un po' di autonomia, pensiamo che le regioni possano autogovernarsi, ma guarda che scemi che siamo, perché Roma non è capace neanche di vuotare i propri cestini della pattumiera. Ti immagini se è capace di governare Torino o di governare l'Abruzzo o di governare... Di nuovo linee aperte, chi mi sta ascoltando in diretta 0266203529 e tra poco abbiamo anche il prossimo ospite, giusto? Chi vuole parlare con me lo faccia adesso, chiamate 0266203529 o whatsappate al 346 642 7756. L'unico modo per arginare questa onda anti-Lega per Salvini è cambiare canale. Senza ascolti sono nessuno. Sì, ve lo dicevo, non comprate i giornali in queste settimane, non guardate la televisione, perché veramente si sta sparando su tutto e su tutti. Vi siete accorti che anche i 5 Stelle si sono ricreduti su molte situazioni su cui prima erano d'accordo? C'è qualcosa che non funziona. Semplicemente hanno capito che probabilmente la Lega prenderà il doppio dei voti dei 5 Stelle e sono disperati. Ma questo è un mio parere, o forse è un mio sogno erotico, vi ricordate? Ciao Luigi Becchetti, il sogno erotico di Sammy Varin un anno fa qual era? Era quello che la Lega si mettesse con il Movimento 5 Stelle. E mi ridevate dietro, me ne dicevate di tutti i colori, eccetera. Poi si sono messi davvero e giorno dopo giorno abbiamo succhiato, come ci piace succhiare, ci piace tantissimo, che buono, ma che bontà, ma che che cos'è questa robina qua? Voto del 5 Stelle? Sì, niente male, oh, voto di Forza Italia, ma va bene anche quello, stiamo succhiando voti a destra e a sinistra, anche, non ci crederete, dal PD. E ragazzi, dopo il 26 di maggio cambierà tutto. Cioè io probabilmente non mi chiamerò più Sammy Varin, ma avrò un altro nome, Ivan Cardia, anche lui, Roberto no, non saremo più gli stessi. La compagine politica sarà diversa. Non esisterà più Forza Italia, già adesso insomma, però capite, probabilmente non esisteranno più neanche i 5 Stelle, perché Di Maio in qualche modo dovrà mollare. Il problema è che arriverà Di Battista e Di Battista è un bel cazzone, politicamente parlando, of course, e mi preoccupa un attimino perché Di Maio è un burattino, nel senso che non ha assolutamente plasticità, dinamicità, non trasmette alcuna emozione, sembra un robottino. Di Battista è uno che ha studiato, tra virgolette, però gli viene spontaneo, comunicazione. E quando comunichi molta gente ti segue anche se spari cazzate, succede anche a me, penso un po'. Sentiamo 2 chiamate o chi vuole parlare con me adesso, perché poi tra poco ci parlo con il Movimento Cristiano Lavoratori che ci dice il suo parere su cosa sta accadendo. Intanto gli ascoltatori, pronto? Pronto? Ciao, sono Franco della provincia di Brescia. Oi Franco. Ascolta, vorrei uscire un po' dal seminato di ciò che avete detto finora. Posso? Certo, esci pure. Ascolti, quella faccenda lì di quel signore là, l'elettricista cardinale là, che è andato a inserire la corrente, no? Cioè, se fosse capitato in altri stati, per esempio, l'italiano avrebbe fatto una cosa così in Francia, perché fino a prova contraria il Stato Vaticano è uno Stato indipendente.
Ma non ho sentito niente sulla stampa, tutti hanno fatto silenzio. Solo Salvini ha detto, pagherà almeno le bollette. Tutti gli altri, una cosa normalissima. Per me invece è gravissimo che uno piccolo Stato indipendente venga a rompere i cosiddetti qui in Italia. Grazie, buongiorno. Grazie, parleremo delle elemosiniere dei centri sociali intorno alle 15:40 e ne parliamo con il teologo Walter Binni. Sapete perché? Perché Walter Binni si è ricordato che l'amico elemosiniere è davvero un suo amico, erano compagni, se non erro, di teologia, di università. Attenzione, c'è una notizia da Milano, aggredisce i poliziotti con un coltello dicendo vi sgozzo paese di merda, 23enne arrestato. Prima ha rubato una bici a un fattorino, poi una volta scoperto ha pensato bene di minacciare chiunque mostrando di essere pronto a fare sul serio. Un ragazzo di 23 anni, un giovane del Sudafrica, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia con le accuse di furto, minacce, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. Il suo show è iniziato alla 1 in via Orti, zona Porta Romana. Ha rubato una bici a un rider tunisino, quindi si rubano tra di loro, di 24 anni. Lo stesso ragazzo ha riconosciuto la sua bicicletta 20 minuti dopo, si è avvicinato per chiedere spiegazioni, naturalmente si sono accapigliati, è arrivata la polizia, vi sgozzo paese di merda, ho il coltello per difendermi dai razzisti. E capite un attimino che c'è qualcosa che non funziona, cioè noi siamo razzisti perché facciamo rispettare le leggi al negretto, ma le facciamo rispettare anche al bergamasco delle valli, al siciliano terrone. Allora siamo razzisti? Cazzo! Ma capite che questi assimilano tutto ciò che viene detto dalla sinistra ben pensante. Siamo i razzisti perché facciamo rispettare leggi anche a te, immigrato che arrivi da guerra e che adesso l'Unione Europea non ci lascia più rimpatriare, anche se rubi, anche se picchi, anche se violenti, chiaramente ti proclami gay, e nel tuo paese non ti possiamo più rispedire. Siamo fritti. C'è ancora qualcuno che vuole parlare con me? 2 chiamate e poi sentiamo il nostro ospite. Pronto? Poveri noi. Ecco. Stendiamo un velo pietoso. Ecco. La Lega non è fascista né razzista, la destra è ordine. E visto che la Lega fa parte della destra, considerando che siamo in tema di elezioni, chiedo scusa, buongiorno, sono Stella della Sardegna. Ciao. Ciao. Considerando che siamo in tema di elezioni, lo scontro tra il bene e il male è fatale. Sappiamo che chi vuole il potere è disposto a tutto, no? Soprattutto ad ingannare il popolo, che si lascia suggestionare dai falsi profeti, lupi travestiti da agnelli, e si combattono per un assurdo odio sociale, di classe. Allora, io ho telefonato per i cristiani increduli che dubitano che Dio possa preoccuparsi realmente del destino dei suoi figli, che non vanno nella direzione giusta. E riguardo gli avvertimenti sul pericolo del centro-sinistra, chi è interessato può trovare conferma nelle Sacre Scritture, dove insieme al mio sposo abbiamo estrapolato un decalogo utile per schiarire le idee a chi deve votare e ha delle perplessità. Allora, Dio ci avverte per il nostro bene. Ci sono 10 punti velocissimi. Sono un po' tanti. Comincia con i primi 3, dai. Sì. Allora, la destra di Dio è il giusto orientamento. La mente del sapiente si dirige a destra e quello dello stolto a sinistra. Coelet. La destra di Dio è il figlio del Padre nostro, Signore Gesù Cristo. Attraverso la destra passa la benedizione di Dio. La destra di Dio è giuramento solenne. Va benissimo, già questo ci basta e siamo ringalluzziti e pronti per affrontare Piazza Duomo domani, grande manifestazione della Lega e di chi sta con Salvini da tutta Italia in Piazza Duomo domani. Mi raccomando, chi viene in metropolitana, attenzione, perché poi prima delle 3 chiuderanno l'uscita Duomo della metropolitana, quindi non spaventatevi, semplicemente uscite prima, uscite a San Babila, vi fate una passeggiata che è anche la zona più bella del Duomo, poi quando vedete da lontano i banani, le
scimmiette, eccetera, siete arrivati in Piazza Duomo. C'è ancora una chiamata? Sì, pronto? Sì, pronto, ciao Sammy, io sono Paolo da Milano. Oi, ovviamente Paolo. io domani io ci sono, quindi E vai. non starei troppo a scomodare le sacre scritture, perché insomma, vabbè, si rischia di Anche cadere senza in le cose- sacre, certo. Esatto, perché ce ne sarebbe per tutti. No, vorrei dire un sacco di cose, perché mi devo mordere la lingua, ma mi limito a fare una domanda. C'è sta ragazzina che a Bolzano torna a casa da scuola come tutti i bambini del mondo, si prende un cartone in faccia, viene ritrovata conciata da buttare via per terra dietro dei cespugli, non mi ricordo dove. E perché non bisogna parlare di questa cosa? Perché siamo sotto elezioni a Bolzano. Bravo. Si sa bene chi è stato, perché dobbiamo far finta di non raccontare? Io ho dei figli, delle figlie, ma non scherziamo, perché dobbiamo stare ancora qui a parlare di Rosa e Olindo, che parliamoci chiaro, è un processo politico, punto. Finché non si capisce questa cosa qua non si va da nessuna parte. Lo so che è scomodo dirlo, ma perché non si deve parlare di questa cosa? Perché si sa chi è stato a fare sta roba sta ragazzina, ma per carità, ma se fosse stato un biondo potevamo dirlo, e se non è stato no? Io vi saluto tutti e aspetto di sapere cosa pensate. Grazie. No, ne parliamo più che volentieri. Parliamo anche di Rosa Olindo, ma parliamo di queste terribili notizie. Fatemi parlare con il Movimento Cristiano Lavoratori. Abbiamo in linea dalla Calabria Michele Guerrieri. Ciao Michele! Ciao Sammy! E allora, siamo pronti per battagliare. Chi riuscirà a venire chiaramente domani pomeriggio in centro Milano in Piazza Duomo, chi magari come te sarà ad assistere alla manifestazione attraverso Radio Padania, attraverso, speriamo, anche le televisioni che faranno una diretta. Ma tu, se fossi in Piazza Duomo domani o comunque quando ci vedrai in televisione, che cosa urlerai? Cioè, quali sono le battaglie che tu personalmente e il Movimento Cristiano Lavoratori e che tu rappresenti in Calabria, quali sono le battaglie epocali che secondo te la Lega fa bene a intraprendere in questo periodo? Farebbe bene a dare più forza alla famiglia. Diciamo che il ministro Fontana credo che stia facendo molto bene, credo però sia stato lato dei 5 Stelle, che hanno una visione molto laicista sull'argomento. Credo che non abbiano voglia nemmeno di mediare su un qualcosa. Io credo che la famiglia, il quoziente familiare, tutte le cose che prima Pillon comunque ha fatto capire siano fondamentali per il Paese. Dare forza a queste misure credo che diano una grande mano a riprendere questo Paese da una crisi che veramente non se ne viene più fuori. Chiaro. Sicuramente la battaglia contro l'utero in affitto e contro la mercificazione della donna, secondo me, è quella, e anche sull'eutanasia, arriverà anche questa battaglia da combattere, sono quelle belle toste, ma soprattutto, come dicevi tu, quelle ostacolate dagli amici dei 5 Stelle, amici in questo momento di governo, perché loro dicono soltanto no. Ma vi siete accorti che soprattutto nelle ultime settimane stanno dicendo di no a qualunque proposta, qualunque battaglia della Lega, anche quelle alle quali 5 Stelle dicevano di sì, ragazzi, lo sforamento del 3%, cioè ragazzi, poche settimane fa dicevano sì, adesso dicono c'è qualcosa che non funziona. Battaglie epocali, dicevamo, che da una parte ogni tanto qualche piccola vittoria c'è. Ricordiamo la sentenza della Cassazione che respinge il riconoscimento in Italia di genitorialità per una coppia gay relativamente al bambino nato con maternità surrogata, quindi registrare altri bimbi con 2 padri dopo questa sentenza non sarà più possibile, ma succederà sicuramente qualcosa d'altro. E poi
E poi cos'altro secondo te è in pericolo in questo momento? Il Movimento Cristiano Lavoratori vede in pericolo? Penso alla famiglia, proprio con la F maiuscola, che ci stanno cancellando l'identità della famiglia. Sì, vabbè, questa sentenza dell'8 maggio comunque ha dato luce alla verità più che altro. L'utero in affitto, praticamente, in parole povere, sono i ricchi che comprano da donne che sono in estrema povertà, comprano la loro gravidanza, tutto quel che ne subisce, anche sia fisicamente che spiritualmente. Sono pratiche che vengono pagate molto bene, per questo siamo molto ostacolati. Si può immaginare che un bimbo nato da questa pratica viene a costare, secondo il sito Provita, dai 50 ai 250.000 euro. Quindi queste agenzie che programmano tutti, che fanno un accordo commerciale, guadagnano milioni di euro, e quindi parlarne anche contro si rischiano anche querele, cose che loro possono permettersi, altri invece no. Quindi su tanti temi purtroppo il politicamente corretto e i soldi fanno la voce grossa. Hai capito bene, i soldi, ancora una volta i soldi, sono i soldi che comandano e che formano queste lobby potentissime, per cui è normale, insomma, anche al Salone del Libro l'anno prossimo arriverà l'Iran, ci sarà lo stand dell'Iran, signori, e questi sì che sono belli tosti, altro che l'editore di destra, ragazzi, questi sono quelli che le donne le bastonano in senso fisico, questi sono quelli che se sei gay aspetta e spera, ti tiro giù dal balcone. C'è Roberto Colombo che si sbraccia. Cosa c'è, Roberto Colombo? Cos'è che ti eccita? No, ce l'avevo con le voci di sottofondo. Roberto Colombo, avete fatto eccitare Roberto Colombo, perché è entrato in studio un altro ospite che tra poco vi presenterò e Roberto si è eccitato. Cosa che vuoi dire? Roberto, parla. No, ce l'avevo con le voci di sottofondo, non il ce l'avevo brusio. con te. Sembra che ci sia una pentola accesa. E lui è Ivan. È normale, ma qui facciamo da mangiare, ragazzi. Qui siamo un piccolo centro sociale, solo che siamo belli tosti, siamo populisti anche noi, ragazzi. Poi bonariamente, anche perché volevo che quello che veniva letto si sentisse anche in diretta, non era una cosa offensiva. Ho capito. Beh, tra poco vi presento l'ospite. Intanto noi davvero ringraziamo Michele Guerrieri del Movimento Cristiano Lavoratori. La scorsa settimana sul Tempo c'era una bella intervista con Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, soddisfatto per le scelte di questo governo. Ricordiamo, tu rappresenti il Movimento Cristiano Lavoratori in Calabria, ricorda il sito internet per avere tutte le informazioni e per avvicinarvi, perché i nostri ascoltatori si possono avvicinare al vostro movimento. Il sito è mcl.it, molto semplice, dopo da lì c'è il portale per la Calabria. Sì. mcl.it. Oh, Michele, sempre in contatto, mi raccomando. Una bella dichiarazione di Di Maio del 14 maggio, in cui si smentisce da solo, che ti vorrei leggere. Sì. Praticamente il 18 ottobre dice: questa storia dello spread è solo un modo per terrorizzare i cittadini. 18 14 maggio, 3 giorni fa, Salvini è responsabile, con le sue sparate fa aumentare lo spread. Pazzesco. E qui arriva l'applauso a chi ogni tanto si accorge di queste cose. Grazie Michele Guerrieri, buon lavoro. Grazie a te, ciao. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio
messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Chi lo vuole presentare? Chi lo vuole presentare? Dai, Anghingo, chi sta sotto non lo so, ma tra poco lo saprò. Anghingo! Allora, a voi, in collegamento telefonico, il numero 1, l'unico, l'originale, Ernestino Roveda. Ciao. Roveda, qua lo so, c'è un certo entusiasmo, una certa empatia, siamo tutti gasati. Quante scene abbiamo fatto con il vino dell'Ernestino? Ma ne facciamo ancora. Ne faremo assolutamente, perché ci stiamo riorganizzando, l'ho già detto, c'è già il sito internet nuovo di Radio Padania, vi potete abbonare a Radio Padania con 8 euro ogni mese, vi spediamo a casa la tesserina di Radio Padania da sventolare davanti agli occhi degli amici pentastellati che ci vorrebbero chiudere, ma chiaro, se siete veri populisti, ragazzi, non potete non avere mai provato il vino di Ernestino Roveda. O no, Ernestino? Allora sì, come già sapete, io sono Ernestino Roveda, sono qua a Montubeccaria sulle colline dell'Oltrepo Pavese, sono un piccolo produttore. Produco la Bonarda, la Barbera, il Riesling e il Pinot Nero vinificato bianco. Questi sono i vini DOC. Poi ho i vini GT, la Croatina, il Rosato o la Barberi GT. Per avere il mio vino basta telefonare allo 0385 60 127 oppure visitando il mio sito ilvinodirovedernestino.it. Domani io sono a Milano, ci mancherebbe, con qualsiasi tempo. Assolutamente, anche Ernestino Roveda sarà in Piazza Duomo, per cui come al solito sarà una gigantesca riunione di famiglia, ma attenzione, vogliamo conoscere tutti voi che ancora non abbiamo avuto l'onore di conoscere, leghisti che da tutta Italia e non soltanto arriveranno domani pomeriggio, sabato, in Piazza Duomo a Milano, soprattutto dalle zone più strane e strampalate d'Italia, dove fino a ieri non si pensava di votare Lega e adesso finalmente, grazie al capitano Matteo Salvini che ha saputo spiegarlo, avete capito che cos'è la Lega. Beh signori, è meglio che capiate subito anche che cos'è il vino fatto come una volta. Quello, signori, che non sta dietro all'Europa, miscela di vini europei, ma che schifo ci stanno facendo bere. Quello che non si vende al supermercato, no. Vino Roveda arriva a casa vostra portato direttamente da Ernestino Roveda e se abitate in Sicilia in 2 giorni con il Corriere sul vostro zerbino. Ernestino, ricordiamo ancora il numero, ma soprattutto fai una bella proposta ai nostri ascoltatori. Chi ordina un assaggio completo del tuo vino, quanto glielo fai pagare? Allora, minimo 12 bottiglie di tutte le mie qualità, 38 euro, poco più di 3 euro a bottiglia. Signori. Poi volevo anche ricordare che io domenica mattina sono a Melegnano, al mercato agricolo di Melegnano, con i miei vini. Chi volesse passare ad acquistare o assaggiare i miei vini, io sono lì domenica mattina a Melegnano.
Comunque per avere il mio vino basta telefonare allo 0385 60 127. Avete capito? 0385 60 127, chiamate subito e prendete le 12 bottiglie, meno di 3 euro a bottiglia, ragazzi, ma è una roba... un po' più di 3 euro. Ma anche meno, una roba da straccioni, da barboni, cioè robe che veramente nessuno vi fa, soprattutto contando che l'Ernestino Roveda produce tutto a casa propria, nella cantina del suo cortile, da visitare quando smetterà di piovere. Grazie Ernestino Roveda! Ciao Ivan, ciao. Ci vediamo domani, ciao a tutti. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. E la libereremo, la bestia che c'è in tutti noi. Domani pomeriggio, sabato, a partire dalle 15 in Piazza Duomo, ma io sarò già lì alle 13 a prendere il caffè che mi offrirete direttamente in galleria. Sì, sarò lì seduto a qualche barettino aspettando gli ascoltatori di RPL, anche i ben pensanti, perché no, che sono per l'apertura di tanti negozietti di cannabis in giro per l'Italia. Noi diciamo no a qualunque tipo di droga, anche a quella che si dice ma non fa niente, uno spinellino. Ragazzi, esiste la camomilla, ma soprattutto esiste il buon vino di Ernestino Roveda, ragazzi. Un bel bicchiere di vino fa bene e ti calma. E diciamo no alla droga anche ascoltando questo pezzo di Vincent Ruggero.
è arrivato dalla sua compagna. Porca miseria. Che salutiamo Flavia. Grazie Flavia, sei gentile. Però è l'unica che ci fa i complimenti. Tra l'altro è da mercoledì che Flavia sta festeggiando, ma cosa? Da mercoledì sera? Che è successo mercoledì? Scusate. Mercoledì scorso c'è stato un furto all'Olimpico. C'è stato un furto all'Olimpico perché ha giocato l'Atalanta contro l'Atalanta Bergamo, cioè contro la Lazio, ha vinto la Lazio come tu ben sai. Però dai, non ti chi ha orecchie per intendere, intenda. Chi non ce le ha chiaramente se le procuri. Riapriamo le linee allo 0266203529. Grande Lazio, scrive giustamente la Flavia, ma c'è anche Claudio Faccini, c'è la Raffaella, c'è Marco Ambrosini, c'è l'onorevole Mirko Badole, grande Mirko, c'è Michele Guerrieri che salutiamo e ringraziamo, c'è Mariella Di Bernardo, Delta Marea, carissima, dai, insomma siete in metà di 1000 anche voi, e chiaramente signori, chi vuole parlare con noi deve chiamare adesso lo 0266203529 o inviare un WhatsApp al 346 642 7756, e ce ne sono un fracco di WhatsApp. Ne mandiamo uno a caso, questo mi sa che è abbastanza potente. Sentiamo il WhatsApp. Well, now she's my baby, left me. È arrivato l'Ernestino, ci ha portato il suo buon vino. È arrivata la Giovanna e ci mette tutti a nanna. E allora a Cerbis dov'è? E allora ho fatto il giro di tutti i clienti, no, di Radio Padania. L'olio buono viene sempre a galla, l'olio buono viene sempre a galla. Grazie, ci basta così, ci mancherebbe. Sentiamo il teologo, dai, lo abbiamo in linea, sì, il teologo Walter Binni. Ciao Walter! Ciao a tutti, ciao anche a Ivan, mi sembra di aver sentito. Ciao Walter! C'è Ivan, c'è Mirko, insomma, siamo tutti contenti perché domani ci laviamo in Piazza Duomo, finalmente, mi sembra di essere uno di quei ciabattanti che non si lavano da mesi, finalmente ci laveremo anche noi. No, io sono qui a celebrare il giubileo di mia moglie, sono in riva al mare, ho un prosecchino di Roveda ghiacciato, eccolo lì, sto guardando il mare e mi avete beccato anche qua, io lo so perché mi avete beccato. È chiaro, perché c'è sotto qualcosa, il teologo che prende il sole in costume da bagno festeggiando la moglie, che salutiamo e ringraziamo, gli facciamo tanti cari auguri, però teologo, noi vogliamo sapere cosa c'è sotto. Sì, lo so, ma vedi, è stata una settimana orribile per me. Tu pensa che io ho aperto la prima pagina, dunque è stato dato in edicola questa settimana, è venuto fuori Fatto Quotidiano, c'era una foto, una gigantografia, 9 colonne di mio zio, il fratello del mio papi, che adesso diciamo qua perché siamo in eterno, non ti ascolta nessuno, è il capo della massoneria italiana. Adesso tutti penseranno che io giro col cappuccio nero di notte, e ha detto che vuole incontrare Salvini, e mio zio ha detto che se ne strafotte della democrazia diretta. Lui vuole la democrazia rappresentativa, lui e tutta la loggia dell'ala, che saluto ovviamente, e che Taviani è il suo mito, vacche a boia. Mio zio, gli ho telefonato e gli ho detto: zio, Taviani, potevi prendere, non so, Salvini? No, Taviani, perché un uomo intelligente, quindi tu ti puoi immaginare telefonate di qua di là dal Tevere, come tu sei massone? Ma no, cosa c'entra? Giro col cappuccio di notte per farmi vedere, visto che sono bello. E poi l'altra notizia, quella elettrica. Tu prima nel lancio hai detto che eravamo compagni di università. No, eravamo compagni di dottorato. Lui e Conrad, io lo chiamo Conrad perché personaggio, vi racconto questo aneddoto così capite il personaggio. Allora aspetta che spiego bene, cioè adesso il teologo Walter Binni sta parlando delle elemosiniere dei centri sociali, quello che è andato lì a riattaccare la corrente al centro sociale e che lui conosce bene, quindi è un tipo particolare, mi dicevi, insomma. Sì, ma è tipo particolare. Adesso però dobbiamo salutare anche quelli della Zanzara che ci stanno bannando di sicuro perché sanno che con loro non parlo perché sono all'esclusiva con Radio Padania. Bravo. Ecco.
Esatto, Radio Padania, quindi con loro non ci parlo solo se pagano. E allora, praticamente è così, quando eravamo giovani, ma neanche più di così, era il 90, sono intorno agli anni 90, e lui, che stava facendo il dottorato a Sant'Anselmo, è venuto a fare un seminario da noi all'Angelicum con padre Compagnoni, un grande maestro, un grande bioeticista che è stato spesso anche su Rai 1 ospite da Vespa, e è venuto a fare i seminari su una cosa noiosissima. Poi padre Compagnoni era tuttora molto fiscale, un grande professore. Questo qua, Corradino, arrivava, eravamo in 7, c'eravamo io, padre Moreno Fiori, che saluto, dalla Sardegna. Arriva questo personaggio, Pinto, il polacco, in ritardo sistematico, sempre con quel sorriso intelligente che ha anche adesso. E allora padre Compagnoni fa: lei è sempre in ritardo, come mai? E lui, sempre con questo sorriso da menefreghista, fa: ma io sono il cerimoniere del Papa, perché allora c'era Giovanni Paolo II. Allora padre Compagnoni lo guarda e dice, corum populi: lei deve decidere, caro ragazzo, se vuol fare il dottore in teologia o il cerimoniere, no? Poi il padre Compagnoni si incazza come una bestia, fa l'esame a tutti e prendiamo tutti un brutto voto, 8. Infatti il dottorato l'ho fatto con magna, con laude, non con summa, per colpa di Corradino. Corradino ovviamente continuava ad arrivare in ritardo sistematicamente, di continuo, tutte le volte che c'era il seminario del dottorale. Alla fine chi l'ha pagato? Mica Corradino, che il dottorato se l'è fatto a Sant'Anselmo, l'abbiamo pagato noi. E allora noi gli abbiamo detto: vedi, non farai carriera perché hai un carattere di cioccolata. E lui ci guardava in faccia, ci rideva, ci pigliava per il culo. Ecco, quindi dopo io l'ho perso di vista ormai da 20 anni, adesso che me lo vedo vestito di rosso, che notte tempo va a manomettere i contatori, dico: cazzo Corradino, sei sempre te, sei un mito, non cambi mai, sei venuto qua che cappello bianco ma non cambi mai, caratterino sempre simpatico. Signori, noi tutti i nostri compagni l'hanno sempre un po' schifato, perché capito, abbiamo dovuto subire questo caratterino e noi abbiamo preso un voto basso per colpa sua. Padre, tutto agli atti, potete fare tutte le ricerche. Università Angelicum di Roma. Signori, abbiamo aperto le linee allo 0266203529 e stavamo scherzando appunto su questo elemosiniere che ha fatto tanta polemica e non è finita la polemica, perché chiaramente adesso la gente è anche arrabbiata, perché ci sono persone che hanno fatto e fanno una fatica incredibile a pagare tutte le bollette. Sammy, posso dire una cosa? Certo. A me la cosa che ha dato fastidio, al di là di questa battuta goliardica, perché queste sono cose da ragazzi da università, capisci? A me la cosa che ha fatto veramente dispiacere è che quando ha rilasciato la famosa intervista Ruat della Zanzara, che ha fatto invece secondo me un grande scoop, poi Mineo se l'è presa con Cruciani, però Cruciani ha fatto un grande scoop, e devo dire la verità, lui ha detto che lui ha applicato il Vangelo, capito? Cioè andare a manomettere i contraddittori, per lui è applicare il Vangelo, ma nel Vangelo c'è scritto che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Le tasse e le bollette bisogna pagarle. Poi lui, che a parte gli scherzi è sempre stato un bravo ragazzo, sensibile verso i poveri, gli ultimi, adesso è venuto a casa dall'isola di Lesbo in Grecia dove c'è un campo profughi, cioè lui è buono come i pani, capito sto ragazzo, però fare una cosa del genere e poi mi tira fuori il Vangelo, allora io che pago la bolletta della luce sono contro il Vangelo? Ma ti sei bevuto della grappa, non lo so, capito? Quindi no, è una cosa triste questa, veramente molto triste. Signore, chi vuole parlare con noi 0266203529 oppure whatsappate al 346 642 7756. C'è chi ci spedisce Matteo Salvini in prima pagina sul Point: Salvini, le nouvel homme fort de l'Europe. Ma sentiamo le vostre voci. Pronto? Sì, buongiorno, ciao Sammy, ciao. Sono Antonella, ciao. Volevo tornare un attimo seria se posso, anche se veramente c'è da piangere. Volevo parlare un attimo con il signor teologo e fargli questa domanda. Io da cattolica molte volte davvero mi sento di una tristezza profonda. Questo cerimoniere
ha fatto secondo me una figura barbina a confronto a tutta l'Italia e forse anche al resto d'Europa. Ma io mi domando perché questi preti che vanno suore, hanno intervistato delle suore laiche, suore, preti, ma soprattutto sacerdoti, quando vanno in televisione che fanno la loro arringa pseudo-politica / religiosa, ma perché non parlano mai? Fateci caso, in un discorso la parola Gesù, la parola Cristo, la parola Gesù non la pronunciano mai. Ma questi cosa sono? Cosa sono? Preti, sacerdoti o attivisti politici? Io veramente mi sto chiedendo, ecco, lo chiedo anche molto umilmente al signor teologo, perché hanno vergogna o paura? Non lo so. Non si fanno un esame di coscienza, la parola Cristo non la nominano mai. Grazie Sammy e buon lavoro. Ciao, grazie. Vai teologo. No, la domanda non c'è, perché io sono d'accordo su questa analisi, perché è una fotografia non puoi essere d'accordo, è una fotografia, io sono d'accordo. Il problema è perché la formazione nei seminari è, come posso dire, immanentista, non è più trascendente, non insegnano più San Tommaso, non insegnano più nella Ratio Studiorum, non c'è più la metafisica, quindi conta ciò che fai, e conta ciò che fai nel sociale. Si parla di Dio, che è nome comune di ente soprannaturale, ma è di Cristo, che è Dio incarnato. Se parli di Cristo devi dire che Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dicendo così escludi tutte le altre religioni, e visto che sta diventando ormai, per una mutazione genetica, una religione teista mondialista, parlare di Cristo non paga. Però i cristiani sono quelli che credono che Gesù sia Dio e credono nella Trinità. Non parla neanche di Trinità, non parla neanche di inferno, se per quello. Signori, in diretta col teologo, ancora qualche minuto, il più veloce entra in diretta chiamando 0266203529. Pronto? Ciao! Ciao! Ciao Giacomo! Ciao! Dicono la Padova! E allora? In alto i cuori! E allora, viva il tuo teologo, viva! E sono d'accordo con tutto quanto quello che dice il teologo. Ricordatevi quello che ha detto Gesù: i poveri li avrete sempre con voi, ma a me non mi avrete per sempre, aveva detto, no? A chi diceva che non bisognava spendere i soldi, no? Alla Maddalena, no? Perché voleva lavarlo no? con l'olio, ti ricordi, eccetera, no? Cioè, noi ci stanno facendo dimenticare la sacralità della vita. La vita è una cosa sacra. Per noi della Lega la vita è una cosa sacra. Noi con queste nostre battaglie stiamo riportando alla nuova vita quella che è stato dimenticato. Grazie, chiarissimo. L'ultimo minuto col teologo, però gli voglio chiedere: ma teologo Walter Binni, se tu domani fossi in Piazza Duomo, domani pomeriggio alle 15, per la grande manifestazione con Matteo Salvini, la Lega e chi ci sta a questa vera rivoluzione culturale, politica, ma anche di cuore, di passione, che cosa urleresti, teologo? Che cosa urleresti domani pomeriggio in Piazza Duomo a Milano? Urlerei piove, perché sicuramente piove. No, gli direi a Salvini che è riuscito nell'impresa di farmi votare per l'Europa. Io non mi sono mai presentato alle urne per l'Europa da quando ho avuto l'età per votare, ed ero già abbastanza grande, perché per me l'Europa è un'espressione geografica fatta di tanti popoli e non è un'unione di banche né una moneta che fa schifo, peso dei monopoli. E quindi per la prima volta mi manda a votare, pensa te che roba. E bello. Poi mi manda anche a votare, ci sono anche le elezioni amministrative a Modena per il nuovo sindaco, e spero che appoggiate ovviamente il sindaco, il candidato sindaco di centrodestra, che non è proprio bellissimo, però bisogna dargli il voto, certamente è più bello del sindaco di adesso. E poi ci prepariamo tutti al Gay Pride a Modena Nazionale il 1° giugno, e io mi metto ho fatto fare una t-shirt multicolori con sopra scritto
lasciatemi stare. Ecco. Beh, signori, Con quella. spero che il Gay Pride passi anche per Vergato, dove c'è il satanasso con il coso ben dritto, e lì probabilmente ci saranno delle scene di euforia generale. Scherziamo, naturalmente. No, mi è bastato vedere la querela tra il sindaco e il vichingo, che veramente non sapevo chi dei due stava esorcizzando l'altro. È stata una settimana favolosa, con i massoni, con l'elettricità, con Vergato. È stata una settimana stupenda, veramente. Resistiamo. Grazie davvero al teologo Walter Binni, seguitelo. Molti non lo sanno, Walter tiene delle lezioni di teologia su YouTube, è vero Walter? Questa mi hai fatto un regalo, io e te non l'avevamo concordata questa, sì. Faccio delle lezioncine a pillole su YouTube, bisogna digitare Teologia 1, poi viene la mia faccia orribile, e se uno riesce a passare il vomito dell'inizio, dopo clicca, l'iscrizione è gratis, è tutto gratis. Seguitelo, Walter Binni su YouTube, e le sue lezioni di teologia che non fanno assolutamente dormire, posso testimoniare, sono interessanti. Grazie Walter, buon lavoro! Ciao, saluto anche Ivan, ciao a tutti in regia, un abbraccio e forza Lega, ciao. Grazie Walter Binni, domani appuntamento in Piazza Duomo, già dalle 13 io sarò lì ad aspettarvi. Chiudiamo parlando di vigilanza RAI con il deputato Massimiliano Capitanio, ciao. Parlamento. Qui Parlamento. Noi ribadiamo che la richiesta che avevamo avanzato alla sua presidenza era motivata dal fatto che ritenevamo non pertinente comunque l'argomento della proposta di risoluzione, e assolutamente legittima la scelta fatta in termini di efficienza e di risparmio dall'amministratore delegato della RAI Salini. Detto questo, confermiamo che anche in vista dei prossimi impegni elettorali e dell'impegno che diversi colleghi hanno in prima persona come candidati sindaci o consiglieri o alle elezioni europee, chiediamo che la soluzione migliore per una migliore gestione, anche alla luce della necessità di approfondire a seguito dei pareri legali presentati, sia concentrare l'audizione dell'amministratore delegato Salini e il voto sulla proposta di risoluzione, che a questo punto acconsentiamo di votare, cioè concordiamo di votare nella giornata di martedì 28, per venire incontro, come abbiamo stabilito ieri all'ufficio di presidenza, anche alla richiesta del Partito Democratico di dedicare magari maggior spazio agli approfondimenti. Siamo anche eventualmente favorevoli, anche se ci sembra di difficile gestione, richiedere la convocazione dell'amministratore delegato Salini già la prossima settimana, quindi dedicare più spazio agli approfondimenti necessari anche direttamente con lui, e poi eventualmente martedì passare direttamente al voto della proposta di risoluzione. Grazie. Capitano, veramente vi chiedo, anche perché ci aspetta il sottosegretario Crimi e poi ci sono degli impegni di commissione. Prego. Sarò veramente telegrafico perché è necessario puntualizzare due cose, a parte la straordinarietà e il caos della RAI, che evidentemente, come abbiamo capito, sono dettati dal periodo elettorale, però almeno che resti agli atti nella commissione di vigilanza RAI. Primo, non c'è stata su RAI 3 nessun servizio sul fascismo, anzi l'azienda ha avviato una verifica immediatamente tramite il direttore della TGR Casarini, ma c'è stato un racconto sbagliatissimo di cronaca, per cui lo stesso sindaco del PD ha chiesto ai suoi rappresentanti se si fossero accorti solo in quel momento che da diversi anni avveniva quella manifestazione. La cosa delle 3 puntate di Fazio è una bufala, quindi smettiamola. Sono solo 2 puntate che sono state sostituite da porta a porta, come avviene da tradizione da anni. La terza puntata non esiste, è stata solo una proposta di recupero che è stata fatta al conduttore. Nessuno, a meno che il collega Faraone voglia fare dei nomi, dei commissari della Lega ha mai parlato di incompatibilità, tant'è nella nomina fatta dall'amministratore delegato Fazio. Per sulla nota di colore, l'intervista che ha fatto De Biasio era la prima uscita in un anno, quindi non credo ci fosse eccesso di presenza. Grazie.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione